perché così mi sento realizzata. Solo il pensiero che non devo chiudere, che non posso più lavorare, mi fa star male, perciò non ci penso. Amici di Bella Sicilia, al nostro cospetto la signora Lina. Sarta da quanti anni? Da 60, più di 60. Da bambina io andavo alla Mastro e poi da quando avevo 11 anni, dopo l'elementare, e da allora ho 79 anni a marzo e da quel giorno ho preso l'ago e tutti i giorni sono uguali, dal primo fino all'ultimo. Ed è diventata la sua vita. La mia vita veramente. Ci parli di qualche suo capolavoro? Parliamo di questo che è il costume tipico di San Piero Patti, che è fatto da un pantalone, un gilet, la camicia bianca e poi c'è il mantello col cappuccio. Da bambina, da 11 anni io sono andata a lavorare, a cucire, a imparare. Poi sono stata 3 anni a Roma, ho fatto un corso di taglio e cucito e poi sono rientrata a San Piero e da allora, dal 70, che lavoro sempre a San Piero Patti. Quali elementi occorrono? La pazienza, la creatività? Sì, la creatività, la pazienza e la voglia di lavorare, che manca. Ai giovani che ci stanno ascoltando, quale consiglio diamo? E che dobbiamo dire ai giovani? Ormai è tutta un'altra vita, non si lavora più, l'artigianato è scomparso completamente, ormai i giovani pensano ad altro, non pensano a queste cose, non imparano nemmeno ad attaccare un bottone, perciò cosa gli dobbiamo dire? Niente. L'auspicio è che tutto questo invece ritorni come una volta. Speriamo. No, dico non come una volta, ci vuole anche, però proprio come ora no. Le tradizioni non si devono mai perdere. Non si dovrebbero perdere. C'è il rischio che questo mestiere scompaia? Sì, sicuramente. E chi lo fa più? Nessuno. Siamo in pochi quelli che facciamo queste cose. Ormai è tutto industriale, all'artigianato sta scomparendo, anche perché non si può. Non si possono coprire nemmeno le spese. Ma cosa cambia tra un abito artigianale e un abito industriale? È tutta un'altra cosa. L'abito artigianale è fatto su misura, tutto diverso. Ma da lei viene qualcuno a imparare questo mestiere? No, ormai nessuno vuole imparare più questo mestiere. Non c'è voglia di imparare questo mestiere, anche perché ormai la vita è cambiata completamente, perciò nessuno è portato a fare questo lavoro. Il carnevale di San Piero Patti una volta era molto sentito e ci si vestiva anche con poco, è vero? Sì, con le cose di casa ci divertivamo per le strade a bussare dai vicini, a chiedere la salsiccia, quello era il nostro divertimento e ci divertivamo veramente. Ora le cose sono cambiate, poi per un periodo è stato bellissimo il carnevale e continua ancora, un po' meno ora, però c'è sempre quella voglia di fare per carnevale. Ma lei che realizza tanti vestiti, che ha realizzato tanti costumi, trova poi il tempo anche per partecipare al carnevale, magari indossando un suo abito? Certo, sì, io lavoravo fino alle 10, poi mi cambiavo, andavo a ballare fino alle 7 del mattino e poi si ricominciava un'altra giornata. 1 ora, 2 ore di sonno e poi al lavoro e a ballare, lavoro e ballare. Si faceva questa vita, sì. No, non resta altro che... Ormai sono vecchietta, perciò non è vecchietta. Non ci riesco ha più. Ha appena 79 anni, tra pochi giorni. 79 anni sono Ma tanti. Ma perché continua a lavorare a 79 anni? È perché così mi sento realizzata. Solo il pensiero che non devo chiudere, che non posso più lavorare, mi fa star male, perciò non ci penso. E delle parole che toccano i cuori. Grazie signora per questa testimonianza. Facciamo i complimenti, amici di Bella Sicilia, a questa grande donna. Grazie a voi. Ed un saluto da San Piero Patti. Arrivederci.